la ragione per cui abbiamo come Partito Democratico regionale invitato Ermete in Veneto, che ha fatto anche altre iniziative sostanzialmente, e poi abbiamo pensato di organizzare qui a Legnago quella di stasera, era per cercare di raccontare quello che il Partito Democratico, da quando è scoppiato il problema dei PFAS, di queste sostanze inquinanti che coinvolgono tanti comuni e soprattutto purtroppo tanti cittadini del nostro territorio, come ci siamo attivati. Sappiamo che c'è stata una lunga e anche fastidiosa, dico io, polemica tra enti diversi. Io penso che ai cittadini interessi comprendere qual è lo stato dell'arte, come diceva bene il sindaco di Legnago, e soprattutto che cosa le istituzioni stanno facendo di concreto per provare a risolvere la questione. Tenendo conto che sui tempi sicuramente c'è stato qualche problemino, io credo che sia opportuno che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Inizialmente c'è stata una sottovalutazione, a mio avviso, largamente, diciamo così, da parte di tantissime istituzioni. Io non voglio fare, però ricordo presidenti di provincia, molti sindaci anche del nostro territorio che sminuivano il problema e la tematica. Per quanto ci riguarda come Partito Democratico, io sono in Commissione Ambiente, sono stato il primo a presentare un'interrogazione, primo anche poi di una serie, diciamo così, di interrogazioni che anche altri colleghi del Partito Democratico e poi anche di altre forze politiche con rappresentanti nel nostro territorio, quindi anche per esempio il Movimento 5 Stelle, in diversi abbiamo fatto delle interpellanze parlamentari. La prima interpellanza parlamentare di fine 2013 è stata del gruppo del Partito Democratico di Verona, dei parlamentari veronesi, la prima firma era la mia. E fuori dall'interpellanza l'interlocuzione con Ermete Relacci, che sarà qui tra poco, è stata molto, molto fitta. Da subito, perché lì si sta parlando, diciamo così, di chiamiamolo, una serie di inquinanti nuovi che non venivano presi in considerazione precedentemente, che alla fine praticamente su una ricerca del CNR è emersa con grande forza. Tra l'altro questa ricerca nasceva in realtà ancora precedentemente perché un regolamento europeo, il famoso REACH, per chi quello che appunto è il sistema di registrazione di tutte le sostanze chimiche che vengono prodotte nell'Unione Europea, aveva avviato una serie di segnalazioni di questi tipi di sostanze, chiamiamole nuove, e da lì poi le ricerche hanno prodotto nel 2013 una relazione estremamente preoccupante. È uscita circa, se non ricordo male, forse qua qualcuno può anche aiutarmi, che sicuramente ha più memoria di me, circa a metà anno, giugno mi sembra, attorno a giugno del 2013, noi subito abbiamo, come dire, ricevuto una serie di segnalazioni anche dei territori, anche dalle associazioni ambientaliste, assolutamente, sicuramente Legambiente, ma anche altre, e alla fine, diciamo dopo qualche settimana, ci siamo messi a parlare con Realacci, con la sottosegretaria al Ministero per l'Ambiente Silvia Velo, e dopo un po' ho presentato un'interrogazione. Allora io vorrei anche dire, diciamo così, cos'è che è partito concretamente da quell'interrogazione, che mi è stato risposto un po' dopo, devo dire, però in ogni caso parte la risposta formale. È arrivata invece da subito una serie di azioni che sono state messe in campo, e fin dal 2013 è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente un gruppo tecnico di lavoro e di coordinamento che doveva far fronte alla situazione della contaminazione del nostro territorio. Dopodiché, alla fine sicuramente è stato coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità, come sapete, che ha fatto una serie di indagini sia per quanto riguarda le sostanze in sé per sé, ma anche con un rapporto comparativo rispetto alle legislazioni degli altri paesi europei e non europei, perché essendo una materia nuova per il nostro paese sostanzialmente ci si è confrontati con ciò che accade in altri paesi, e alla fine diciamo c'è stata una decisione dell'Istituto Superiore di Sanità che ha fissato alcuni livelli di performance. Non era un atto di legge in realtà, comunque era un atto avente forza di legge, e fin da quando è stato approvato dall'Istituto Superiore di Sanità i gestori del servizio idrico sono stati obbligati a garantire quei livelli, che non erano zero,